Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani è stato nominato commissario straordinario per il completamento in Sicilia della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti. Chiesta condanna a 9 anni per Turi Ercolano, il boss che si cucì la bocca al maxi processo, è imputato nel nuovo procedimento per estorsione e associazione di stampo mafioso. Sottoposti a misure interdittive 2 funzionari del comune di Aci Sant'Antonio, si è scoperto un presunto sistema illecito gestito da pubblici amministratori, funzionari comunali e privati cittadini per ottenere contributi statali. Sono 42 le persone indagate. Presentata denuncia dai familiari di Silvana Perticone, 56enne deceduta dopo un intervento d'urgenza. La donna, dopo essersi recata 2 volte in ospedale, è stata dimessa nonostante i dolori e senza esami approfonditi. In conclusione, il meteo per la giornata di domani: si prevede un rapido aumento delle nubi, con associate deboli precipitazioni. I mari si prevedono mossi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci!